negano le cure, in realtà ti avvelenano, però questo è un altro discorso. E c'erano le cure e le hanno negate. Il governo ha obbligato i cittadini a iniettarsi preparati sperimentali, abbiamo visto anche quanto dannosi per molte persone. Vengono nascosti i danni da vaccino, ci sono, questo lo parla la stampa, voglio dire, non vi sto dicendo niente di nuovo. Queste robe qua io le dicevo 2 anni fa in piazza davanti ai magistrati, davanti ai carabinieri, tutti mascherati, però perché si sapevano già, semplicemente si sapevano già. Adesso sta cominciando a uscire, piano piano verranno fuori cose tremende. È finita la libertà di informazione, evidentemente, le elezioni vengono pilotate dai media, questo lo sappiamo ormai da 30 anni. La pandemia è diventata un mezzo per sovvertire la Costituzione. Proprio in questi giorni l'Unione Europea ha siglato un accordo con l'OMS per cui di fatto abbiamo già il primo pezzo ufficiale di governo mondiale, perché l'OMS tramite la pandemia può